Amici di Directa Sport e di TCS, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro, 10ª giornata che affrontano una delle due prime della classe, la Nuorese e il fanalino di coda Portorotondo. Siamo già dall'altra parte con Rosano che va via l'avversario, mette al centro Pertico, la conclusione e c'è già il vantaggio della Nuorese. Ha segnato Ticco su invito di Rosano, tutto questo quando non è passato nemmeno un minuto, appena 40 secondi e la Nuorese è già avanti per 1-0, gol di Ticco. In anticipo su frisciata, Cocco entra in area di rigore, la sterzata sul destro, il pallone al centro per Ticco, la conclusione, la parata e poi ancora Ticco a mettere il 2-0 e stavolta non proprio esente da colpe Melis. Ticco ha provato a piazzarla in un primo momento, la respinta di Melis e ancora il nigeriano a mettere il pallone in rete, sempre più protagonista Ticco. Cocco cerca di guadagnare il fondo sulla sinistra, mette il cross, Rosano ancora per Ticco e c'è il 3-0 della Nuorese. È tutto troppo facile. Apertura di Cocco sulla sinistra, contro cross di Rosano a pescare Ticco che per la terza volta non lascia scampo a Melis. 3-0, pallone per Coseli in mezzo, Saggia, il tiro e il gol! È arrivato il gol del Portorotondo con Saggia. Bella azione in verticale quella della squadra gallurese per Mulas, qualche problema a girarsi, poi Mulas prova la conclusione, Semerzidis non azzarda la presa e mette in calcio d'angolo. Va via Nanni, Mulas, il tiro e il gol! Si riapre la partita ed è Mulas a realizzare il gol del 3-2. Da Laconi a Melis e non c'è più tempo per un ultimo attacco. Finisce qui la gara del quadrivio, la Nuorese batte 3-2 il Portorotondo e si conferma in testa alla classifica.